La Fondazione Arena di Verona ha degli elementi unici di forza perché ha ben 2 teatri. Uno è l'Arena di Verona, un monumento incredibile che ha 2000 anni, nel quale dal 1913 viene messa in scena l'opera. E poi il Teatro Filarmonico, meraviglioso, uno dei teatri più antichi d'Italia, dove proponiamo ovviamente un'offerta molto diversa da quella dell'Arena di Verona. La Fondazione Arena di Verona ha degli elementi incredibili perché abbiamo dei capannoni, moltissimi artisti artigiani che producono praticamente tutto, dalle scenografie, i costumi, l'attrezzeria. Teniamo presente che la Fondazione Arena di Verona passa da un regime minimo di 250 dipendenti a 1500 durante l'estate, quindi è una vera città in marcia, abbiamo veramente tutto, produciamo tutto, possiamo produrre anche per altri teatri ed è questo anche il futuro che io auspico per questo teatro meraviglioso. Arena di Verona, vista la grandezza del palcoscenico, ha degli allestimenti scenici faraonici, ha un numero di spettatori ogni sera oltre 13.000 persone, quindi al di là degli amanti dell'opera ha un pubblico enorme di turisti da tutte le parti del mondo. Quest'anno inauguriamo con una nuova produzione faraonica hollywoodiana di Franco Zeffirelli e va detto perché il regista fiorentino, 96 anni, si è rimesso in gioco per un'altra volta con la sua 9ª produzione di Traviata, proprio per l'Arena di Verona. Creare un festival jazz come epicentro al Teatro Olimpico all'inizio era quasi una paura. Il jazz è sempre stato considerato una musica un po' di nicchia, una musica un po' per cultori, ma forse il bello è anche questo adesso, siamo arrivati a un punto in cui c'è tanta gente che aspetta il festival jazz senza mai forse acquistare un disco durante l'anno, vogliono vedere un concerto e a volte entrano in teatro e mi chiedono ma chi suona questa sera? Credo che Vicenza si sia trovata ad un certo punto stretta tra la predominanza di altre città culturalmente e storicamente più, avvantaggiate come Verona, Venezia, Padova, ma che grazie al Teatro Olimpico abbia trovato una sua forza di unicità e abbia spinto appunto poi a trovare un qualcosa di diverso in questo teatro che è il più antico teatro coperto del mondo. Quello che facciamo con il Festival Jazz di Vicenza è portare la musica in più luoghi possibili e anche molto diversi. Nell'edizione 2019 lo facciamo con 2 cimiteri che normalmente uno pensa che sia una cosa un po' snob, invece è il contrario perché è la ricerca di luoghi che spesso non si frequentano e la obbligatorietà di portare dei tipi di musica che si sposino con quel tipo di luogo. Vicenza è una città piena di luoghi diversi. Il Festival Jazz ha questa possibilità che altre musiche non hanno, quella di poter suonare nei locali, di poter suonare e di poter sentire una musica anche con una birra, una Coca-Cola. Credo che questo tipo di esperienza dovrebbe essere tentata anche da altre situazioni musicali, cioè quello di portare la musica fuori dai teatri.
Venezia è da sempre il luogo dell'innovazione per quanto riguarda musica nuova, ma anche per l'approccio a musica non nuova. Due opere rivoluzionarie come La Traviata e il Rigoletto potevano nascere solo alla Fenice. Data questa storia, noi oggi non possiamo che continuare con questo senso di innovazione ed esplorazione per offrire ai nostri spettatori la maggiore varietà possibile. Il pubblico che viene oggi alla Fenice è per la metà di italiani, compresi i veneti e i veneziani, e per l'altra metà di stranieri. Si dice sempre, no, che sono solo gli over 60 che vanno all'opera. Questo è sempre meno vero. Quando abbiamo aperto molto al turismo nel 2011 ha avuto un grande impatto sui giovani italiani che non venivano a teatro. Ha destato la curiosità di questi giovani perché i turisti, i non italiani, si sono presentati subito con una maggiore varietà anagrafica. C'erano famiglie con bambini piuttosto che giovani fidanzati, giovani studenti. Ogni spettatore ha un'anima, ogni spettatore viene a teatro con un'emozione diversa per portarsi via un'emozione diversa.